Ma che musica, maestro! Oggi siamo qui a Palazzo Ferrofini perché ci tenevo tantissimo, su sollecitazione degli amministratori del territorio, il sindaco di Cerea, gli assessori di Cerea e di Legnago, questa bellissima iniziativa che sarà il 25 febbraio presso l'area Exp di Cerea e che vedrà coinvolti tantissimi bambini, capitanati dal coro di casa, il Coro d'Oro, un coro costituito nel 2021 che è già diventato un punto di riferimento per il territorio e per i bambini del territorio, grazie all'associazione Nel Segno di Anna che ha con straordinaria passione e straordinario entusiasmo iniziato questo progetto e che vede tanta gioia, tanta felicità da parte dei bambini in un progetto che in soli 2 anni è riuscito a diventare veramente un punto di riferimento. È una bellissima manifestazione, siamo alla seconda edizione dopo la prima che è stato un successo in termini di pubblico e soprattutto di piccoli coristi intervenuti. Anche l'anno scorso ci sono stati 3 cori coinvolti, quest'anno ospiteremo il coro di Monza Brianza e uno della provincia di Imola e in questo senso insomma sapremo far valorizzare ancora di più la nostra bellissima area espositiva, l'area Exp, che si presta come cornice a spettacoli di questo tipo qua. Noi non facciamo altro che insieme al comune di Legnago che offrire spazi a queste bellissime esperienze che mettono in luce la creatività e il talento di tutti i piccoli coristi del nostro territorio. Questo festival, che raggiunge la sua seconda edizione, è un festival che dà voce ai bambini, quindi saranno presenti 3 cori, il Coro d'Oro di Legnago Cerea, il Grillo d'Oro da Imola e il piccolo coro TAP da Barlassina, provincia di Monza e Brianza, quindi un'iniziativa a cui partecipano cori di bambini, ma quest'anno c'è un super ospite che accompagnerà queste 130 voci, che è Beppe Carletti dei Nomadi.